Eccoci, buongiorno, ben ritrovati. Lo spazio che dedichiamo alla nostra salute è questo e torna puntuale ogni martedì. Io vi presento l'ospite che ci ha raggiunto in studio. Buongiorno e ben ritrovato Mirko Ross. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Responsabile dell'unità operativa semplice dipartimentale fibrosi cistica ospedale di Treviso. Buongiorno ancora. Buongiorno a lei. Allora, noi in qualche modo vogliamo festeggiare un compleanno di questa unità perché ha compiuto sostanzialmente 20 anni e questo compleanno vi ha portato a festeggiarlo come si fa per ogni compleanno che merita di essere festeggiato con un convegno e non solo presso la provincia di Treviso. Perché è importante? Io partirei da qui, dottore, che questi 20 anni vengano celebrati a Treviso. È stato intanto grazie di avermi invitato, perché poter parlare di malattie rare non è sempre un'opportunità che abbiamo tutti, per cui credo che sia una cosa importante che tutte le persone che sono a casa vengano informate anche di queste cose, anche perché non è proprio una malattia rara, nel senso che è tra le malattie rare la più frequente, ce ne sono circa 400 pazienti in Veneto. È stato un passaggio fondamentale compiere questi 20 anni, perché sono 20 anni dove si è lavorato per riuscire ad avere vicino a casa, per i pazienti dell'est del Veneto, un centro di cura specialistico. Esisteva prima un centro solo a Verona e c'è stata la necessità richiesta da parte dei pazienti di avere un supporto più vicino a casa, e su questo ha lavorato moltissimo anche la Lega Italiana Fibrosi Cistica, per cercare di avere un supporto, e c'è stata una buona risposta sia dalla parte dei politici di allora che della direzione sanitaria, e quindi questa cosa è stata ben accolta, e nel corso degli anni c'è stato sempre un sostegno da parte di tutte queste istituzioni, e quindi siamo potuti crescere in questi 20 anni e offrire sempre maggiore supporto ai pazienti sia dal punto di vista diagnostico che di cura. Perché è un centro all'interno del quale il percorso è completo, no? Dalla diagnosi alla cura e poi evidentemente anche al monitoraggio della cura. Sì, anche perché le cure sono molte e il monitoraggio è estremamente importante, e anche perché prevenire è sicuramente sempre meglio che curare, e questi pazienti hanno bisogno di fare tantissimi controlli e monitoraggio, e poter avere questa possibilità vicino a casa è sicuramente un vantaggio. Perché cambia la qualità della vita delle persone. Allora io farei un passo indietro, dottore, se è d'accordo, e inizierei a raccontare che cos'è la fibrosi cistica, che annoveriamo appunto tra le malattie genetiche rare. Proviamo un po' a raccontare di che cosa si tratta e quali sono gli organi che in qualche modo va a toccare. Io però prima voglio ricordarvi che potete intervenire, perché questo è uno spazio dedicato anche a voi. Avete un esperto, abbiamo un esperto qui con noi per un'ora, e utilizzando il numero di telefono che vedete in questo momento in sovraimpressione, se conoscete ciò di cui stiamo parlando, avete delle domande da fare, non esitate ad alzare la cornetta e noi qui in studio in diretta vi risponderemo. Allora dottore, facciamo un passo indietro. Che cos'è la fibrosi cistica? Allora, la fibrosi cistica è una malattia genetica, per cui è una malattia con cui si nasce e che accompagna questi pazienti tutta la loro vita. La cosa importante è che è una malattia genetica che viene diagnosticata praticamente alla nascita, nel senso che in Veneto già dagli anni 80 c'è lo screening neonatale, per cui tutti i neonati che nascono in Veneto hanno la possibilità di fare questo screening, e quindi già ai 20 giorni di vita abbiamo la diagnosi e possiamo già iniziare la cura su questi bambini. È una malattia genetica che è caratterizzata dal fatto che un difetto che hanno a livello di un gene fa in modo che non venga prodotto, o venga prodotto e non funziona bene, una proteina. Questa proteina viene posizionata sulla membrana cellulare e scambia quelli che sono i sali del nostro corpo, quindi il sodio, il cloro, e di conseguenza oltre ai sali anche l'acqua. Questa malattia un tempo si chiamava mucoviscidosi, e il fatto che nella parola stessa mucoviscidosi, questa alterazione degli scambi dell'acqua e il sale fa in modo che tutte le secrezioni del nostro corpo siano più dense, viscidose, viscose, e questo va a colpire vari organi, in particolar modo l'apparato respiratorio, l'apparato gastrointestinale, l'apparato riproduttivo, e quindi questi malati hanno diverse problematiche. Viene anche definita una malattia invisibile. Invisibile perché se uno vede un paziente con la fibrosi cistica non si accorge minimamente che abbia una patologia, perché i problemi sono tutti interni.
e il fatto di fare queste secrezioni molto dense a livello di tutti gli apparati crea dei danni. Per esempio a livello respiratorio sappiamo che il nostro polmone è un organo vitale, per cui il fatto di avere queste secrezioni molto dense a livello polmonare facilita le infezioni batteriche, le infezioni virali e mano a mano nel corso della vita, facendo tante bronchiti, tante broncopolmoniti, il polmone di questi pazienti piano piano si rovina e funziona meno. Considerato che è un organo vitale, piano piano questo funzionamento meno porta poi all'esaurimento completo e arriviamo addirittura poi alla fine a proporre il trapianto d'organo, cioè sostituire il polmone quando questo non funziona più. E alcuni pazienti cercano di farti capire a volte la loro difficoltà nel respirare facendoti degli esempi e la prima volta che me l'hanno detto mi ha colpito molto perché mi hanno detto: dottore, provi a pensare a fare la sua attività fisica, le scale, respirando solo tramite una cannuccia. E questo mi ha fatto capire quale può essere la difficoltà. Quindi la percezione è che respiro. arrivi pochissima aria, no? Di essere ossigenati pochissimo. E quindi questa cosa mette in estrema difficoltà e mi ha fatto capire cos'è la pesantezza di questa cosa. E quindi l'apparato respiratorio è sicuramente quello su cui si concentra la maggior parte delle nostre cure perché è un organo vitale. Ma poi l'interessamento è anche di altri organi. Queste secrezioni dense sono anche a livello del fegato, del pancreas, dell'intestino e quando il problema è lì sono pazienti che hanno spesso occlusioni intestinali, hanno un pancreas che funziona poco o niente per cui non riescono a digerire i cibi e quindi per digerire i cibi e assorbirli devono prendersi delle pastiglie tutti i pasti da quando nascono praticamente. Hanno bisogno anche di farmaci per il fegato perché alcuni pazienti possono andare incontro a cirrosi, quindi quando viene interessato poi l'apparato riproduttivo che nei maschi è nel 98% dei casi, i maschi sono sterili nel 98%. Quindi le problematiche sono molte e c'è un bisogno di molti specialisti che seguono questi pazienti. Quindi in qualche modo lei ci sta raccontando che quando intervenite per gestire ciò che la fibrosi cistica comporta sul corpo. È questa la cura, la linea di cura che c'è? La linea di cura è una cura, perché ancora non siamo arrivati alla guarigione di questa patologia, e la cura è mirata ad ogni singolo organo, nel senso che si lavora molto sul rendere, ad esempio, a livello dell'apparato respiratorio, questo muco viscoso più fluido, per cui le terapie che questi pazienti fanno sono terapie aerosoliche, ma non un aerosolo al giorno. Ci sono pazienti che fanno 5-6 aerosoli al giorno. A volte cerco di far capire, non so, chi ha figli, magari di 2 o 3 anni, cosa significa fare un aerosolo a un bambino e farne 5 o 6 comincia a diventare una cosa impegnativa perché è una malattia che coinvolge da subito questi bambini. Altre cose sono l'utilizzo ovviamente per curare le infezioni, le terapie antibiotiche, che sono terapie antibiotiche per bocca, in aerosol o addirittura endovenosa, per cui questi pazienti spesso fanno ricoveri molto prolungati per fare terapie antibiotiche. E poi importante per quel che riguarda l'aspetto respiratorio molto la prevenzione. Adesso abbiamo avuto a che fare col Covid, per cui abbiamo imparato a pulirci le mani, a mettere la mascherina, a vaccinarci. Ecco, per i nostri pazienti non è cambiato nulla rispetto a prima, perché facevano già questo, perché una delle cure fondamentali è la prevenzione. E poi questi pazienti dal punto di vista respiratorio gli fa molto bene fare sport, attività fisica, per cui tutti li spingiamo a muoversi perché l'attività fisica fa bene a tutti. Ma perché aria aperta o perché la circolazione, per l'ossigenazione? Per l'ossigenazione hanno un maggiore stimolo in questo modo anche a liberarsi delle secrezioni che hanno, migliorano il tono muscolare e quindi riescono a respirare in maniera più efficace, per cui lo sport, che è una cosa bella, in realtà è anche una cura per loro. Quindi obiettivo migliorare la qualità della vita, no? Aiutare queste persone ad avere una vita normale in attesa che si riesca a trovare una cura, perché insomma lei in qualche modo prima dietro le quinte mi raccontava che l'obiettivo è la cura della fibrosi cistica. A che punto siamo messi? Allora, la qualità della vita secondo me è una cosa fondamentale per questi ragazzi. Questi ragazzi, il nostro obiettivo, lo dico anche a tutta la nostra squadra da sempre, è lavorare per far andare a questi ragazzi a scuola, per farli andare ai campi scuola, per farli andare in vacanza, per fargli fare una vita il più normale possibile.
E quindi nel corso di tutti questi anni le cose sono migliorate in questo senso, anche dando farmaci più facili da assumere, aerosol più veloci da fare. C'è stata un'evoluzione proprio nella cura per rendere le cose più semplici, per cui i nostri ragazzi riescono a fare tutto quello che fanno gli altri. Ho riguardato un po' i dati di questi 20 anni, per dire il 70% dei nostri pazienti adulti lavora, un 15% va all'università, tutti vanno a scuola, tutti questi pazienti poi si sposano, hanno anche dei figli, per cui la qualità di vita è sicuramente migliorata. Chiaro che per riuscire a fare tutto quello che fanno gli altri hanno un prezzo da pagare importante, nel senso che fare queste terapie, trovare il tempo, non è sempre una cosa così semplice. Quindi immagino che nel loro percorso ci saranno anche moltissimi controlli specialistici, no? Proprio perché sono coinvolti diversi organi. È una delle necessità di avere un centro più vicino a casa, è stato proprio questo. I bambini devono essere almeno controllati una volta al mese nel primo anno di vita, poi mediamente ogni 2 mesi vengono visti, ma poi non è solo una visita medica, quando vengono devono fare controlli che possono essere esami del sangue, radiografie, ecografie, TAC, e poi c'è tutta una rete di specialisti, perché ho detto che i problemi sono di vari organi, e qui a Treviso siamo riusciti a creare una rete di specialisti che seguono in maniera continuativa i nostri pazienti, per cui abbiamo dall'otorino al diabetologo, al gastroenterologo, al pneumologo, all'infettivologo, insomma ci sono tutta una serie di specialisti che sono un nostro riferimento e che seguono nel tempo i pazienti. Perché poi forse leggendo anche dietro le righe ci si rende conto di quanto importante sia che questi ragazzi, queste persone, quando entrano nei vostri centri riconoscono dei volti che nel tempo diventano anche familiari, no? Perché poi non solo per i pazienti ma anche per le famiglie. In effetti diciamo che il centro di Treviso è cresciuto nel tempo ed è stata apprezzata questa cosa proprio perché c'è un contesto un po' più familiare, no? Siamo abituati che ci sono i grandi centri specialistici dove ti senti a volte più un numero magari e tutti i nostri pazienti venendo insomma hanno più un'idea, ma lo dicono loro, non lo dico io, più un'idea un po' più familiare, un po' per le dimensioni del centro che è più piccolo, un po' perché le persone sono più contenuti nei numeri e per cui nel tempo si crea quel rapporto dove con i pazienti insomma non c'è solo la visita ma parli insomma, di cui sai forse che c'è bisogno, no? Credo che sanno che chi hanno di fronte non ha la bacchetta magica per guarirli, lo sanno benissimo perché gli viene detto da subito e quindi c'è bisogno anche di molta umanità, empatia. E questo è una cosa che cerchiamo di fare nella nostra piccola famiglia, ecco. Allora, il dottore ci ha portato anche dei numeri per provare a dare una dimensione del fenomeno gestito a Treviso. Allora, chiedo alla regia, abbiamo una prima slide da farvi vedere del numero dei pazienti che sono afferenti al centro di Treviso. Si parte dal 2004 al 2024, siete passati dai 62 ai 204 pazienti seguiti. Sì, questo è stato diciamo un successo da un certo punto di vista, nel senso che i pazienti hanno richiesto questo supporto e probabilmente hanno trovato una risposta nel tempo, per cui numericamente sono aumentati in maniera diciamo esponenziale. Considerate che in Veneto ce ne sono 400, quindi più della metà insomma sono seguiti a Treviso. Sono pazienti anche che poi noi siamo molto in contatto con l'altro centro che è Verona, ci sono 2 centri nel Veneto che curano questa malattia e c'è un interscambio tra i 2 centri, per cui i pazienti afferiscono da una parte o anche dall'altra in maniera insomma interscambiabile. In questa slide riusciamo infatti a far vedere, no? Sì. la fetta, diciamo, quella blu, quella più grande, sono dei pazienti che afferiscono al centro di Treviso. Segue Venezia sì. E poi gli altri sono anche numericamente in meno, nel senso che c'è tipo della provincia di Belluno sono meno, ma abbiamo anche pazienti che da Padova vengono da noi o anche qualche paziente dal Friuli Venezia. Vediamo infatti Lombardia e Trentino Alto Adige, quindi lì c'è qualche paziente che si è affezionato a noi, allora ci viene a trovare, insomma, per cui c'è molta umanità in questo. È un percorso che dura tutta la vita, è corretto? È un percorso che dura tutta la vita, tutti i giorni della vita, per cui
la diagnosi si fa subito e quindi sono coinvolti ovviamente i genitori, e poi è bello vedere, una cosa bella che c'è stata in questi 20 anni è stato vedere crescere questi ragazzi, nel senso che ho conosciuto gente che andava all'asilo e adesso va all'università, per cui è un percorso che fa insieme, che è impagabile da questo punto di vista, ed è uno dei motivi anche perché io mi sono molto legato a questa patologia. E il rapporto con i genitori, il rapporto con i ragazzi che diventano adulti, insomma è una cosa che dà molto dal punto di vista umano, insomma. Abbiamo un'altra immagine che in qualche modo va a raccontare come l'età media, no, dei pazienti si sia alzata, e questo che cos'è che ci dice? Ci dice che le cure stanno migliorando, e poi farò anche un excursus su quello che ci sta rapportando il futuro, ma la realtà, perché questo è un grafico della realtà ad oggi nel 2024, a sinistra c'è un grafico dove ci sono i nostri pazienti come numero sotto i 18 anni e sopra i 18 anni. Abbiamo un numero di adulti che supera il 70%, quindi hanno più di 18 anni. E a fianco sono i dati del registro americano, perché poi tendiamo sempre a confrontarci anche come qualità di quello che forniamo, anche con gli Stati Uniti ovviamente, e anche lì si vede la curva blu, si vede come cresce nel tempo il numero di adulti. Questo vuol dire che le cure stanno migliorando e stanno portando avanti una sopravvivenza sempre maggiore. 20 anni fa questa curva era esattamente il contrario, cioè avevamo molti più bambini e molti poco adulti, perché la sopravvivenza 20 anni fa era molto diversa. E infatti mi ritengo fortunato, io sono pediatra, mi ritengo fortunato perché 20 anni fa, quando i miei colleghi comunicavano la diagnosi ai genitori, sicuramente dicevano cose molto più pesanti di quelle che io adesso posso dire. E questo grazie a tutti. Ricerca. È la ricerca. Negli ultimi 12 anni c'è stato proprio un cambiamento per quel che riguarda la prognosi di questi pazienti, perché sono arrivati dei nuovi farmaci, e questo ha cambiato molto quello che è l'andamento, non solo in quantità di vita, ma la cosa che dicevamo prima, che è altrettanto importante, che è la qualità della vita. Senta, la ricerca ci ha dato anche una mano a spiegare perché un bambino si ammala di fibrosi, nasce con la fibrosi cistica e uno no. Allora, essendo una malattia genetica, i genitori sono quelli che trasmettono la malattia. La cosa importante da dire, e questa è una cosa a cui tengo moltissimo, è che i genitori di questi bambini sono dei portatori sani, ovvero sono dei genitori che stanno benissimo. E essere portatore sano, quindi a volte non ti fa pensare che puoi avere un figlio malato. Certo. In realtà in Veneto, e c'è anche una campagna, ho visto, della Fondazione Fibrosi Cistica in questo periodo, dove dice una persona su 25-30 è portatore di fibrosi cistica. Ci picchia. Quindi è un numero non da poco. E quando due persone portatrici hanno dei figli, ogni gravidanza hanno il 25% di probabilità di avere un bambino affetto. Per cui una cosa che si può fare è che ognuno di noi può sapere se è un portatore sano. E non è una cosa così complicata saperlo, perché basta fare un prelievo di sangue, dove vengono ricercate se uno è portatore delle mutazioni per la fibrosi cistica. Per cui credo che sia importante che donne in gravidanza o prima della gravidanza hanno questa possibilità qui, ed è un esame molto semplice da fare e che è disponibile, insomma, molto facilmente. È importante quello che ci sta dicendo. Questo credo che addirittura si è visto che nella parte est del Veneto c'è stata anche una riduzione dell'incidenza della malattia, perché tantissime persone hanno fatto questo screening al portatore, e questo diciamo che ha contenuto il numero di malati. Per cui credo che sia importante parlarne col proprio medico, col proprio ginecologo, e poi quando eventualmente si ha questo esame in mano riferirsi anche a un genetista. Lo screening è da impegnativa del medico, giusto? È da impegnativa del medico, quindi è una cosa molto semplice, basta molto poco. E questa è un'altra indicazione importante. Noi adesso andiamo in pubblicità, dottore, però poi dopo la pubblicità parliamo della ricerca invece che ci aiuta a migliorare la qualità della vita e anche ad ampliare le prospettive di vita per chi nasce con la fibrosi cistica. Allora, a tra pochissimo.
Eccoci, ancora ben ritrovati. Seconda parte del nostro approfondimento in tema sanitario, salute e benessere. In questo caso ci stiamo occupando della fibrosi cistica per raccontarvi che esiste da 20 anni un dipartimento, un'unità operativa semplice dipartimentale che si occupa proprio di fibrosi cistica a Treviso. Abbiamo qui con noi il responsabile, che è il dottor Mirko Rossa. Ancora buongiorno. Buongiorno dottore, abbiamo fatto un po' il quadro, no, di che cos'è questa malattia genetica, nemmeno così rara si diceva, e di come sta lavorando questo centro che ad oggi segue oltre 200 pazienti, e ci eravamo fermati sulla ricerca, la ricerca che sta testando nuovi farmaci. Questi nuovi farmaci quale obiettivo hanno? L'obiettivo fondamentale è che sta cambiando completamente la cura di questa malattia. È che, come abbiamo detto all'inizio, chi ha la fibrosi cistica non riesce a produrre o produce una proteina che funziona male. Questi nuovi farmaci hanno la capacità di far produrre questa proteina che questi ragazzi non hanno mai prodotto nella loro vita, e questa proteina che comincia a funzionare, cosa che non era mai successo prima, diciamo che tende a riportare la situazione più vicina alla normalità, nel senso che cominciano a produrre secrezioni che sono più fluide, non più viscose come dicevamo prima. E questi nuovi farmaci, che hanno cominciato ad essere commercializzati nel 2012, all'inizio erano indicati solo per un 3 o 4% dei pazienti. Poi la ricerca ha sviluppato ancora di più questa cosa, e ad oggi siamo arrivati a farmaci, sempre di questa categoria qui, che si chiamano modulatori, che possono essere disponibili per quasi il 70% dei pazienti. Quello che sta cambiando è la qualità di vita di questi pazienti, perché cominciano a non avere più secrezioni viscose, e quindi cominciano a stare molto meglio dal punto di vista respiratorio, quindi hanno meno infezioni. Meno infezioni vuol dire meno terapie antibiotiche, vuol dire meno ricoveri, e anche i controlli cominciano ad essere un po' più prolungati, e quindi questo migliora sicuramente la qualità di vita, per cui abbiamo in cura pazienti che facevano 5 o 6 ricoveri all'anno della durata di 15-20 giorni, che adesso o non ne fanno uno, e questo diciamo che sta cambiando completamente il corso della malattia. Sono farmaci che agiscono in maniera particolare soprattutto sull'aspetto respiratorio. Sono stati resi disponibili prima agli adulti, e adesso le fasce di età si stanno abbassando sempre di più, e questo secondo me sarà un'altra cosa importante, perché prima riusciamo a intervenire probabilmente con questi farmaci, prima riusciamo a bloccare la malattia e i suoi danni. Al di là del farmaco, quali sono le altre sfide che anche come centro vanno affrontate per il futuro? La sfida, una delle principali sfide, a parte quelle dei farmaci, che è quella di cercare di ampliare il farmaco al 100% dei pazienti, non solo al 70%, e trovare farmaci che possono agire non solo sull'aspetto respiratorio, ma su tutti gli organi, visto che è una malattia sistemica che coinvolge, abbiamo detto prima, tanti organi. Una delle sfide, secondo me, è quella della transizione. Significa che questi pazienti, come abbiamo visto dal grafico prima, stanno diventando adulti, il 70% lo sono, e io che li ho in cura sono un pediatra. Il pediatra dovrebbe seguire i bambini fino, diciamo, a 14-18 anni. Io al centro, assieme ai miei colleghi che hanno lavorato con me, lavorano, abbiamo pazienti che hanno una cinquantenni, sessantenni. Vedo che lei ha proiettato lì una diapositiva che a me Cosa ci racconta? Piace molto. Cosa ci racconta? È abbastanza sconvolgente per chi si occupa di fibrosi cistica. Questi qui sono i dati del registro americano, quindi di tutti i pazienti americani, e si vede come dagli anni 90 fino adesso, fino al 2022, sono gli ultimi dati, si vede questa è la mediana della sopravvivenza, ovvero abbiamo pazienti che arrivano a una mediana di sopravvivenza di 56 anni. Quindi ci avviciniamo ai 60, e noi abbiamo pazienti anche ultra sessantenni che seguiamo. Per cui la sfida è coinvolgere specialisti dell'adulto, perché ovviamente aumentando l'età ci sono anche le problematiche che hanno tutte le persone legate all'età. Non c'è solo la fibrosi cistica, e quindi credo che la sfida sia quella di coinvolgere medici degli adulti, e già a Treviso ci stiamo attivando in questo,
c'è una collega infettivologa che lavora con noi proprio perché ha più sicuramente l'occhio per l'adulto, per cui può migliorare e seguire meglio anche i pazienti adulti, insomma. Quindi sono cambiate tante cose in questi 20 anni, c'è qualcosa che non è cambiato, che non riuscite a cambiare, che non si riesce? E non è cambiata un'altra cosa importante che insomma forse è la più pesante di tutte, che si muore ancora di fibrosi cistica. E, la scienza, la ricerca ha fatto dei passi da gigante, le mediane di sopravvivenza vediamo come sono, però ci sono ancora pazienti che non possono avere questi farmaci, che quindi hanno una qualità di vita molto pesante, e noi in questi 20 anni abbiamo perso 25 pazienti con la fibrosi cistica di varie età. E questa è sicuramente una delle cose che ti mette poi a dura prova, perché sono pazienti che conosci benissimo, che hai seguito benissimo, e quindi sono delle cose che provano le persone, anche se però ci piegano, ma ci spingono ovviamente ad andare avanti, perché non le vogliamo più vedere queste cose. Senta, per queste persone resta il trapianto, è sempre possibile il trapianto? È sempre possibile il trapianto, è l'ultima, diciamo, possibilità terapeutica, perché quando il polmone non funziona più e quindi uno non riesce più a respirare, la possibilità, la proposta è il trapianto. Viene fatto e viene proposto dall'inizio degli anni 2000 praticamente, e noi ci appoggiamo a Padova, soprattutto per il trapianto di polmone. Nel nostro centro abbiamo 14 pazienti trapiantati di polmone che seguiamo. E dico sempre che, diciamo, è un'opzione terapeutica che ti salva la vita, ma anche molto problematica, nel senso che il trapianto di polmone si porta dietro anche molte complicanze, per cui non sempre le cose vanno bene. Insomma, è un'opzione terapeutica che cerchiamo di portare proprio all'estremo, alla fine, perché diciamo che si passa da una patologia a un'altra fondamentalmente, per cui non ti cambia sempre completamente il tuo decorso. Come state affrontando questi 20 anni? Abbiamo esordito raccontando che è un compleanno e dunque va festeggiato in quanto tale. Come insomma, vi siete mossi? Beh, il compleanno l'abbiamo festeggiato, andava festeggiato, insomma, ne avevamo voglia noi operatori. Abbiamo anche il volantino, eccolo qua. Ok, abbiamo organizzato più cose. C'è stata il 13 settembre scorso una serata, chiamiamola celebrativa, dove c'è stato un concerto anche di un gruppo, il Blue Bordeaux, dove insomma sono venute anche varie personalità, insomma, politiche, sanitarie, insomma, per cui abbiamo visto anche molti pazienti, familiari, insomma la comunità ha accolto la cosa, insomma queste cose fanno sempre bene secondo me. Poi il giorno successivo abbiamo fatto un convegno presso il Cafoncello, dove sono venuti anche esperti nazionali che si occupano di fibrosi cistica, per cui c'è stato un momento di fare un punto di quello che è stato fatto in questi 20 anni a Treviso, ma anche di capire cosa c'è nel mondo fibrosi cistica dal punto di vista scientifico ad oggi. E poi ci tengo anche, perché non abbiamo ancora finito, all'ospedale Cafoncello, uno dei corridoi principali, c'è una mostra fotografica di una nostra paziente, Marzia, che ha la passione per la fotografia. E invito tutti, insomma, visto che c'è molta gente che frequenta anche il Cafoncello, insomma, a venire a dare un'occhiata. A venire a dare un'occhiata, perché c'è anche un messaggio. Qual è l'oggetto della mostra? L'oggetto della mostra sono particolari di foto che lei fa, che coglie. È una persona molto sensibile, e infatti ci sono anche delle indicazioni, insomma, ti accompagna nel percorso, per cui credo che, insomma, valga la pena anche, insomma, fare un passaggio di là, ed è anche un modo per parlare di fibrosi cistica, che è una cosa rara, e quindi insomma che è importante informare le persone su questo. Senta, ma lo screening di cui lei parlava non è uno screening obbligatorio, quello a cui vengono sottoposti i bimbi appena nati? È una scelta? È una scelta, adesso si chiede il consenso ai genitori per qualsiasi tipo di screening, per cui sono molte le patologie che possono essere screenate. Con il consenso dei genitori si può fare assolutamente una cosa gratuita, ovviamente, e in 20 giorni si ha l'esito di questo screening, per cui spesso dopo 20 giorni i genitori vengono richiamati per la patologia su cui è, e a quel punto si fa un approfondimento diagnostico per capire se quel bambino ha la fibrosi cistica o no. È un approfondimento invasivo? Non è un approfondimento invasivo, nel senso che si può arrivare a fare la diagnosi con un prelievo di sangue e con un test molto particolare che si chiama test del sudore,
che è un test dove si va praticamente a raccogliere il sudore di questi bambini, che è più salato dei bambini che non hanno la fibrosi cistica. Per cui quello che vi dicevo prima, no? Che regola i sali, quel canale del cloro, i sali e l'acqua, ecco, per cui questi bambini hanno un sudore più salato, per cui è uno dei modi con cui facilmente facciamo la diagnosi. Lo possiamo raccontare anche perché magari questa prospettiva potrebbe spaventare più di qualcuno, Giusto. No? E quindi è anche giusto, come lei diceva, forse c'è una forma di prevenzione che si può fare, prima si inizia a farlo meglio prima si inizia ad accompagnare nel migliore dei modi questi bambini nella loro vita da adulti e a convivere con la fibrosi cistica. I farmaci che assumono sono farmaci che poi hanno anche degli effetti collaterali secondari? Assolutamente sì, anche i nuovi farmaci che sono queste categorie di modulatori hanno anche degli effetti collaterali, per cui ci sono dei pazienti che a volte hanno necessità di ridurre la dose o addirittura sospenderla, perché sono farmaci di una certa rilevanza, per cui anche sia a livello del fegato, insomma, possono avere delle conseguenze, insomma, per cui o anche altri tipi di sintomi, comunque possono avere effetti collaterali. Poi considerate che questi ragazzi, adulti, pazienti fanno numerosissimi farmaci per bocca. L'altro giorno un paziente trapiantato mi ha detto: dottore, ho fatto il conto delle pastiglie che prendo in un giorno. E faccio: quante sono? Ma arrivo quasi a 80. E questa notizia, anche se io sono il prescrittore del farmaco, dei farmaci, mi ha abbastanza colpito, perché credo che ognuno di noi, se si mette insomma in questo ordine di idee, già quando dobbiamo fare un antibiotico per una settimana a volte storgiamo il naso, e ho capito qual è l'impatto che possono avere insomma queste cose, per cui quando tu assumi anche tutti questi farmaci, ovviamente gli effetti collaterali ci possono stare e ci sono, e quindi insomma è spesso un equilibrio la cura di questi pazienti. Esistono associazioni di familiari che in qualche modo supportano, vi stanno accanto come centro e aiutano insomma anche queste famiglie a non sentirsi sole? Direi questa cosa è fondamentale. I pazienti, quando più di 20 anni fa hanno espresso la necessità di avere un centro, è stato raccolto questo bisogno dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica, che ha una presidente che è la Patrizia Volpato, che è una grande lottatrice che da 20 anni ci segue, ci sta vicino, perché nel corso di questi 20 anni il loro contributo è stato fondamentale, nel senso che sia dal punto di vista umano, sia nella raccolta dei fondi, per cui noi abbiamo potuto anche fare delle ricerche, grazie ai fondi che vengono raccolti anche a Treviso stesso siamo riusciti a farlo, e poi stanno molto vicino ai pazienti, nel senso che se ci sono pazienti bisognosi, perché considerate anche tutti gli spostamenti che questi pazienti devono fare, le cure, insomma è un impegno economico, sociale importante, i genitori che prendono le ferie, insomma c'è un impatto violento, direi, sulle famiglie, e la Lega Italiana Fibrosi Cistica su questo ci ha accompagnato in tutti questi 20 anni e continuiamo a lavorare insieme, insomma. E poi ci sono molte associazioni che hanno in questi anni raccolto fondi per noi, fatto serate, feste, e questo ci ha permesso nel corso del tempo di arrivare a questo. Adesso consideri che al nostro centro ci sono 14 persone che lavorano. Nel 2004 ero da solo, sono partito da solo, prima di me c'era il dottor De Zanna che seguiva i pazienti, diciamo, al bisogno, adesso invece insomma c'è una struttura, e nel corso di questo tempo anche la Lega Italiana Fibrosi Cistica ha finanziato delle figure professionali e sta continuando a farlo, per cui adesso ci sono figure professionali che lavorano nel nostro centro ancora finanziate dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica, nonostante nel corso degli anni la direzione generale sicuramente ha aumentato, insomma, per cui adesso siamo in molti. Abbiamo qualche nome, erano presenti all'interno delle slide, possiamo farli vedere a flash perché, dottore, questa è la sua squadra, no? Eccoli di cui qua. sono straorgoglioso, ok? Per cui io sono qui, però dietro... ci sono loro. Qui ci sono loro, sono tutti quelli che sono passati al centro, quelli che lavorano adesso al centro, ci sono medici, ci sono fisioterapisti, infermieri, segretarie, psicologhe, operatori sanitarie, insomma tutte le figure professionali. E
alcuni lavorano ancora con noi, altri sono passati e tutti hanno lasciato qualcosa, ma sono sicuro che anche loro si sono portati a casa qualcosa, per cui è una bella squadra di cui sono orgoglioso. Ci tenevamo a farla vedere perché quando si festeggiano i 20 anni è anche giusto, insomma, celebrare la squadra e anche perché appunto lei, dottore, ci raccontava di quanto attorno alla fibrosi cistica si debba creare una sorta di lavoro multidisciplinare, no? Le varie specializzazioni dei vari medici, ognuno per la propria parte, per riuscire a prendere in carico il paziente davvero a 360 gradi, proprio perché la fibrosi cistica purtroppo coinvolge. Sì, come le dicevo, abbiamo veramente creato una rete di specialisti e quindi per ogni organo abbiamo anche uno specialista di riferimento, per cui quando uno ha bisogno di una visita cardiologica c'è il referente, nefrologica il referente. Un altro aspetto secondo me estremamente importante che ci tengo a toccare, perché questa è una malattia cronica e uno degli aspetti importanti è quello della parte anche psicologica, nel senso che è una malattia cronica che insomma ti accompagni tutta la vita, quindi sia per i genitori che è importante seguirli, perché una delle complicanze spesso sono anche l'ansia, la depressione, per cui seguire queste persone anche da questo aspetto, perché io sono dell'idea che se sta bene la testa sta bene anche tutto il resto. Cosa succedeva prima di questi 20 anni? Chi si ammalava di fibrosi cistica dove andava? Allora, come centro di riferimento era Verona, ed è una gran fortuna perché uno dei padri fondatori della fibrosi cistica in Italia era il professor Mastella, che ha fondato il centro di Verona, che è il centro più grande d'Europa. Ah, quindi insomma il Veneto ha un primato? Ha un primato, assolutamente sì. Io quando 20 anni fa sono andato a Verona per imparare le cose, per me era come andare insomma, a San Pietro, insomma, nel senso è una cosa insomma, di una certa portata, e la cosa mi intimoriva anche molto di 20 anni fa, visto che ero un po' più giovane, e quindi andavano a Verona e questo insomma questi bambini molto piccoli che dovevano fare tutto questo percorso era impegnativo. E a Treviso per fortuna comunque c'era un medico che era il dottor De Zan, che ho citato prima, che seguiva i pazienti ma quando stavano male soprattutto, per cui i pazienti avevano bisogno anche di qualcosa di più strutturato e come riferimento che ci fosse sempre, ed è questo che è stato creato in questi 20 anni fondamentalmente. Uno specialista che volesse scegliere di intraprendere, no, questo percorso, un percorso particolare, che cosa deve fare? Allora, è un percorso non abbastanza lungo, nel senso che chiaramente adesso la figura professionale maggiormente coinvolta è il pediatra, perché fa parte del suo corso di studi, per cui io mi sono anche specializzato a Padova, però lì non c'erano molti bambini seguiti per la fibrosi cistica, quindi bisogna spostarsi in centri più specializzati che in Veneto sono Verona e Treviso, e quindi la cosa che invece vanno coinvolte secondo me sono figure professionali che possono essere internisti, infettivologi, pneumologi, perché essendo una patologia ormai dell'adulto e sta diventando dell'anziano, è importante che queste figure professionali frequentino questi centri per acquisire le specializzazioni che serve, insomma. Senta dottore, l'unica forma vera di prevenzione è la diagnosi precoce? La diagnosi precoce, o facendo un passo ancora prima, è il fatto se i genitori sanno di essere portatori o no. Il famoso screening al portatore. Poi chiaramente la diagnosi precoce, come è stata fatta, ha cambiato completamente la prognosi, per cui questi bambini quando iniziano le cure subito sicuramente è cambiato il loro decorso, e tutti gli stati, anche gli Stati Uniti, sono arrivati per ultimi a fare lo screening, ma hanno capito poi alla fine che avere la diagnosi subito era una cosa che ha cambiato il decorso. Adesso praticamente tutte le regioni d'Italia offrono questa possibilità ai bambini che nascono. Al nido c'è questa possibilità. Se lei dovesse lanciare un messaggio, noi siamo direi quasi alle battute finali, un messaggio in qualche modo a chi ci ascolta, anche sulla base insomma, della sua esperienza, di quello che vede quotidianamente, che cosa si sente di dire? Mi sento di dire che la fibrosi cistica è sicuramente una patologia che lascia il segno quando uno arriva a questa diagnosi, lascia il segno, ma credo che sia importante dire, e l'ho fatto anche con gli ultimi genitori di bambini nati da poco, credo che
traspaia da me quando comunico questa diagnosi della speranza concreta, perché è una malattia che è importante, ma che adesso sta dando a questi pazienti sicuramente delle prospettive molto diverse. Consideriamo che in 20 anni queste cose sono cambiate, posso immaginare nei prossimi 20 che cosa succederà. E quindi credo che sia giusto dare assolutamente speranza ai pazienti e ai loro genitori, e mi sento di dire che quello su cui noi lavoreremo sempre, parlo del centro nostro in questo momento, è molto sulla qualità di vita, per cui il nostro obiettivo è quello di rendergli la vita sicuramente migliore. E una delle cose che ci tengo a dire è che abbiamo avuto in questi ultimi 2 anni anche dei pazienti che hanno avuto dei figli, e quindi è stata questa cosa qui, mi sembra un obiettivo raggiunto importantissimo, incredibile. Certo. Per cui quando mi viene in ambulatorio la mamma paziente o il papà che è un paziente e mi porta il suo bambino, secondo me questo è il messaggio di speranza più importante. Farete qualche altra iniziativa prevista? La state calendarizzando? Allora, è abbastanza impegnativo queste cose, per cui mi hanno già chiesto. Anche perché il vostro mestiere è un altro in realtà, sì, non infatti, quello di organizzare diciamo che eventi. il posto dove sto meglio è l'ambulatorio quando visito i pazienti, per cui diciamo che gli obiettivi mi hanno chiesto adesso quando facciamo la prossima, che diciamo che per i 20 anni insomma abbiamo fatto queste iniziative che vi ho detto prima, e adesso insomma bisogna che mettiamo in prospettiva sempre, per tenere calda la cosa, insomma altri eventi come quelli che abbiamo fatto, insomma. Ma poi lei insomma ha anche citato, no, queste associazioni che anche grazie all'organizzazione di eventi si sono adoperate per la raccolta dei fondi. Avere dei fondi a disposizione è fondamentale, è importante, perché si inietta ancora di più linfa vitale nel già grande e importante percorso che voi state facendo. Un'ultima domanda, dottore, le chiedo, anche alla luce degli screening, ma la malattia si sta diffondendo di più oppure di meno rispetto? Cioè, che numeri abbiamo legati alla diffusione della malattia? Allora, voi considerate che in per Veneto, dare anche la dimensione del fenomeno. Più o meno in Veneto ogni anno nascono circa una decina di bambini con la fibrosi cistica. Questo per avere la dimensione del problema. Abbiamo avuto un calo dell'incidenza proprio perché ci sono molti che hanno fatto lo screening al portatore, per cui diciamo che in questo momento bisogna lavorare su questo, secondo me, per ridurre ancora di più l'incidenza di questa patologia, per cui credo che sia importante informare le persone che c'è questa possibilità. E sono numeri che ci accomunano anche agli altri paesi? In altri paesi, in alcuni paesi dell'Europa non c'è la possibilità di fare lo screening, soprattutto parlo anche di paesi dell'est, anche che fanno parte della comunità europea, per cui non è una cosa ancora così diffusa. Poi noi in questo qui abbiamo molti bambini che vengono anche dall'estero, ovviamente, perché ci sono tutti gli immigrati, per cui seguiamo anche molti bambini stranieri che spesso hanno fatto una diagnosi tardiva perché non c'era lo screening nel paese. Certo. Per cui abbiamo anche questo tipo di, ormai abbiamo anche molti pazienti stranieri, insomma. Certo. Quindi è importante, davvero importante, no? Tutti gli screening che vengono offerti, che ricordiamo sono completamente gratuiti, non sono invasivi, un prelievo del sangue, quindi sono davvero come dire, da cogliere come delle opportunità, non avvicinarsi a screening di questo tipo con paura. Confermo. Assolutamente sì, credo che sia una grande opportunità che viene offerta ed è a disposizione di tutti e anche di facile accesso. Grazie dottore, allora davvero grazie per questa ampia pagina in cui abbiamo provato ad entrare dentro questa malattia genetica per studiarla a nostro malgrado, anche grazie al suo aiuto, per fotografarla, aiutarvi a capire in che cosa consiste, quali sono le prospettive di vita, le aspettative di vita e anche come fare prevenzione. Grazie davvero al dottor Mirko Ross, responsabile dell'unità operativa semplice dipartimentale fibrosi cistica dell'ospedale di Treviso, della quale volevamo festeggiare insomma i 20 anni. Grazie a tutti voi. E grazie per quello che anche nei prossimi anni farete. Un grazie a tutta la squadra che oggi lei ha rappresentato. Ci ovviamente saremo. buon lavoro e ovviamente buon lavoro. Ci saremo. Grazie. Grazie a voi telespettatori per averci seguito. Gli approfondimenti di Antenna 3 tornano puntuali ogni martedì. Vi auguro una buona giornata. Arrivederci.